37 i COC aperti in provincia. Provincia vicentina provata dal maltempo che insiste sul territorio inzuppato dalle piogge e che torna a fare i conti con esondazioni e frane. A partire dall'Alto Vicentino, con Monte di Malo, in cui il torrente Rana è esondato nuovamente sui prati, coprendo parte della carreggiata. Problemi idrogeologici per una strada in via Ceola Preabona. Si valuta un intervento di somma urgenza per evitarne il cedimento. Purtroppo anche oggi il nostro territorio ha dovuto fare i conti con il maltempo. Abbiamo subito un'altra esondazione dei torrenti che attraversano la zona bassa di Monte di Maio in corrispondenza di via Barsana. Un laterale del torrente Rana ha infatti esondato ed ha interessato anche una parte della strada comunale. Abbiamo dei problemi relativi ad un movimento franoso vicino ad un tratto di strada di via Ceola, per il quale abbiamo già fatto un sopralluogo con i geologi e con una ditta per effettuare un intervento di somma urgenza con sistemazione tramite doppia rete elettrosaldata e pareti in spritz-beton. Ancora cascate d'acqua segnalate nella galleria di Malo, sarebbe la terza volta dopo i precedenti del 16 maggio e dell'8 ottobre. Preoccupazione sul fronte delle frane, a Recoaro Terme, stamattina all'altezza di località Montagna Spaccata, già in passato teatro di smottamenti, le abbondanti precipitazioni hanno provocato la caduta di fango e detriti che hanno invaso la provinciale richiedendo un intervento dei tecnici di viabilità e della polizia locale Valle Agno. Ma il maltempo si è abbattuto anche a Nanto, dove sono state chiuse in mattinata per allagamenti via Casilvestre, via Callisone e via Busa. Intanto a Torri di Quartesolo, situazione delicata del Tesina, ma anche i canali del Tergola, Moneghina e Tesinella Lerino, protezione civile allertata per monitorare la situazione.